Siamo all'interno del panificio Non Solo Pane, dove è gestito dalla signora Raffaella. La signora Raffaella che ha costruito un presepe, una natività originale, fatta con il pane, ma soprattutto la mangiatoia molto particolare. Adesso la signora Raffaella ci spiega, come si può vedere anche dal cartello, c'è scritto: le tavolette e la mangiatoia di Gesù Bambino sono stati ricavati dalle assi del caseificio. Ecco, signora Raffaella, intanto un buongiorno e grazie per ospitarci all'interno del suo locale. Buongiorno a voi. Com'è nata quest'idea? Ma io vado a prendere il formaggio in un caseificio che è stato terremotato e quest'anno ho pensato di prendere, oltre al formaggio, anche una mangiatoia che è fatta appunto con le tavole ricavate dalle assi che sostenevano le forme di parmigiano. Ecco, si sono messi dei pensionati a ricavarne delle tavolette, come si può vedere anche sotto i loro salumi. E ecco, secondo me vuole essere come una rinascita di questo caseificio e un portafortuna il mio Gesù Bambino, ecco. Grazie mille, signora Raffaella. Grazie a voi, grazie.